la nostra compagnia d'arme San Vitale. Però a questo punto a me viene anche una curiosità, cioè io ho capito che i soldati quando hanno smesso di combattere quasi sportiva, oggi anzi lo è, e loro si trovano in campionati nazionali, un'arte assolutamente italiana, gli sbandieratori e musici di San Bonifacio, quindi sono tutta una compagnia. Io pensavo fossero solo due vestiti di diversi colori, invece una compagnia, e anche loro a questo punto ci allieteranno con un'esibizione di bandiera. Io mi sposto. Sul palco ora il Serenissimo Tribunale dell'Inquisizione, gruppo storico di Venezia. Venezia ha molte associazioni storiche, domani ne celebreremo due che fanno il trentennale, l'associazione Amici del Carnevale e l'associazione internazionale del Carnevale. E qui vorrei salutare personalmente l'amico Guido Russato, che quest'anno non è con noi, ma il prossimo anno ci sarà di nuovo, si deve un pochino riprendere da qualche acciacco. Su 30 anni loro, sono quasi 25 invece il nostro Serenissimo Tribunale dell'Inquisizione, che rappresenta la corte del Doge, quindi i procuratori, le procuratesse. Domani saranno loro, insieme alle guardie, ad accompagnare il Doge, ovviamente, da Palazzo Ducale alla nostra magnifica piazza qui sul palcoscenico. Anche loro in favore di fotografi, di telecamere di piazza. Abbiamo anche un frate, un padre penitente sembrerebbe, di ritorno da qualche pellegrinaggio. Quando è partito sembrava più giovane, è stato lungo il pellegrinaggio. Il saluto del gruppo storico Torre Antica di Padova. Grazie ai nobili della città di Arzignano, perché ogni contrada, ogni area della nostra terra aveva il proprio signore, e capitanati dal nostro Saverio Boschetti, il nostro Alo, salgono sul palco i Fanti de Terra.